Mancano 20 secondi al via per la terza corsa, il premio AIA Sport, la prova del trofeo Gentleman for Life e la corsa Gentleman di giornata. Sono in 7 cavalli al via, sono cavalli di 5-6 anni che non abbiano vinto 25.000 euro nella carriera. Corsa molto incerta, i favoriti sono Butterfly Horse, Brivido Rich e Barron Tav, molto vicini nella valutazione tutti e tre. Poi Big Lan e Beethoven Griff, Outsider, Bowie e Boassan. Si va in partenza l'1 Butterfly Horse, Matteo Zaccherini, 2 Barron Tav, Carlo Olivi, 3 Brivido Rich, Samuele Querci, 4 Big Lan, Patrick Romano, 5 Bowie, Giuseppe Leanza, 6 Beethoven Griff, Massimo De Luca, 7 Boassan, Bruno Arbore. Parte con cautela Bowie, non tocca neanche Big Lan. In partenza Barron Tav che cerca di scavalcare Butterfly Horse, ci riesce. Butterfly che rimane in seconda posizione allo steccato, di fuori Brivido Rich a precedere Boassan, poi ancora Beethoven Griff, quindi Big Lan e Bowie alla retroguardia. Si completano i primi 200 metri in 14,6 con Brivido Rich che si ritrae in terza posizione allo steccato, così sono in fila indiana sulla retta opposta alle tribune, con Barron Tav che può amministrare la posizione d'avanguardia. 36 per il primo quarto di gara, Barron Tav, Butterfly Horse, Brivido Rich, Boassan, Beethoven Griff, quindi Big Lan e Bowie. Non cambia nulla dopo 600 metri passati in 47,4 con il battistrada che prosegue indisturbato, Butterfly Horse che continua a seguirlo, quindi Brivido Rich. E dopo 800 metri in 1, 3 e 4 l'unica mossa per il momento è quella dal fondo di Bowie che trova gli anticipi sulla sua strada di Big Lan e di Beethoven Griff. Questi però non guadagnano nulla e tutto ciò va a vantaggio di Barron Tav che una volta assunto il comando ha fatto 1 chilometro di nulla, 1,19,4 i primi 1000 metri. Scatta ora Beethoven Griff dalla quinta posizione, recupera un paio di posizioni, si porta a lato di Butterfly Horse che anticipa la risalita dell'avversario a 400 dalla conclusione, 15,3 di là Butterfly Horse che cerca di andare su Barron Tav, il quale però replica Butterfly che prova ad attaccare all'esterno, guadagna lungo lo steccato Brivido Rich, la piegata conclusiva con Barron Tav che è in vantaggio, Butterfly che scarta verso l'esterno, è in vantaggio Barron Tav, Brivido Rich che prova a spostare ma Barron ancora una da gestire, Barron Tav e Brivido Rich, Barron Tav che vince nei confronti di Brivido Rich. Al terzo posto Butterfly Horse. Uno 16,8 ragguaglio cronometrico, è bastato un 28,9 a chiudere a Barron Tav per vincere in coast to coast. Carlo Olivi in sulky, Gennaro Casillo al training, la scuderia Domino Stable. Per il successo di Barron Tav, la gioia di Gonfio e Co allo steccato, Brivido Rich è secondo, Butterfly Horse è terza.